Buongiorno, i titoli con le principali notizie. A Palermo indagato il primario di oculistica nell'inchiesta sui favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, inquirenti nella direzione sanitaria dell'ospedale Villa Sofia del Civico, scoperte 15 false identità del boss. A Catania droga, estorsioni e furti d'auto con il cavallo di ritorno a Picanello, 100 i carabinieri impegnati nell'operazione Villa Glori. Partorisce in strada a Palermo, mamma e figlio salvati dalla polizia, erano fra i box di un cantiere avvolti in una vecchia coperta. Uciria violenta a Palermo, i residenti chiedono l'intervento dell'esercito, resta in silenzio intanto il turista americano che ha accoltellato il 29enne bengalese. A Catania il Capodanno in diretta TV nazionale ha già fatto scattare le prenotazioni di hotel, B&B, ma anche case private che si affacciano su Piazza Duomo. Ancora nessuna conferma sugli artisti del concerto. Campioni senza tempo, Maradona a Napoli, Schillaci a Palermo. Al CEP inaugurato un murales che ritrae l'eroe d'Italia 90. Calcio, il Catania guarda al Sorrento per ritrovare la vittoria al Massimino e cambiare il rendimento fra le mura amiche. Poi si penserà al mercato, Farroni intanto sarà titolare in porta coi campani. Eccoci, buongiorno. E dunque, svolta nell'inchiesta sui favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, perquisiti questa mattina 2 ospedali pubblici, inquirenti nella direzione sanitaria dell'ospedale Villa Sofia del Civico, appunto di Palermo, indagato il primario di oculistica Pioppo. Sentiamo Maglio Viola. Sarebbero state ben 15 le false identità usate dal boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. Oltre a Andrea Bonafede, identità sotto la quale è stato riconosciuto e arrestato, l'uomo avrebbe usato anche i documenti di persone esistenti, tutte tranne una del trapanese tra Campobello di Mazara e Castelvetrano, nate tra il 61 e il 73, età abbastanza compatibili con quella del boss che è nato nel 62. Gli inquirenti sono risaliti a queste identità dopo aver trovato 2 ricette mediche firmate dal primario di oculistica di Villa Sofia, prima e dell'ospedale civico, dopo Antonio Pioppo, oggi 69 anni, in uno dei covi del boss. Le ricette erano intestate una ad Andrea Bonafede, l'alias noto del boss latitante, l'altra ha un secondo nome. Per questo motivo sono scattate questa mattina perquisizioni nei reparti di oculistica e nelle direzioni sanitarie proprio dei 2 ospedali Villa Sofia e Civico di Palermo, perquisizioni anche nello studio medico privato dell'oculista. La polizia, su delega della DDA, ha chiesto le cartelle di tutti i 15 pazienti, sospettando che sotto uno di questi nomi il boss possa essere stato operato agli occhi. Secondo la procura c'è il sospetto concreto che proprio il primario Antonino Pioppo abbia avuto in cura l'uomo per il suo strabismo e che conoscesse la vera identità del latitante. Per quel problema agli occhi Matteo Messina Denaro si fece visitare anche in Spagna e subì un intervento, ma non si sa ancora dove, si sospetta a Palermo. Il primario, che è già stato interrogato, risulta indagato per favoreggiamento. Le perquisizioni puntano ad acquisire documenti e comprendere se l'operazione del boss sia avvenuta veramente in uno dei 2 ospedali pubblici palermitani, oltre a verificare se realmente il medico fosse a conoscenza dell'identità del paziente. Adesso a Catania, droga, estorsioni e furti di auto con il cavallo di ritorno, raffica di arresti e perquisizioni nel quartiere di Picanello. Oltre 100 i carabinieri impegnati nell'operazione Villa Glori. Tonino De Mana. La base operativa era una stalla, c'erano cavalli e cavalli di ritorno, vile modalità estorsiva per fare soldi. A mettere un freno all'attività illecita sono stati però i carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno effettuato un blitz nel popoloso quartiere di Picanello. 6 persone finite in carcere, 6 con obbligo di dimora, altri 8 indagati in stato di libertà. È il bilancio dell'operazione Villa Glori che ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo in città ed in provincia. Secondo l'accusa, gli indagati sono accusati in concorso e a vario titolo di estorsione, furto aggravato, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Il gruppo, utilizzando strumenti altamente tecnologici, rubava autoveicoli e poi contattava i proprietari che potevano riavere indietro il mezzo dietro pagamento di una cospicua somma di denaro, cavallo di ritorno appunto. In alternativa, i veicoli rubati venivano smantellati per rivendere i pezzi al mercato nero, molto remunerativo per le cosche catanesi. Ricettazione e non solo, visto che 12 persone devono rispondere di traffico di sostanze stupefacenti, principalmente marijuana, hashish e droghe sintetiche.
Partorisce in strada a Palermo, mamma e figlio salvati dalla polizia. Erano fra i box in un cantiere avvolti in una vecchia coperta. Marco Gulla. I poliziotti li hanno trovati fra i box di un cantiere avvolti in una vecchia coperta e distesi su un giaciglio di fortuna. La mamma aveva partorito il figlio in strada ed erano ancora legati dal cordone ombelicale. Le forze dell'ordine li hanno trovati in via Archirafi a Palermo dopo l'allarme lanciato da un residente. La donna, di origine sudamericane, aveva partorito per strada e subito dopo il parto si era allontanata con il bambino ancora sporco di sangue e piangente in direzione di via Mignosi. Gli agenti, trovato una vistosa chiazza di sangue, dopo aver richiesto l'immediato intervento sul posto di personale sanitario, hanno poi rintracciato sia la donna che il neonato. Si trovavano nei pressi di questo cantiere in un giaciglio fatto di scatole di cartone. Il bimbo, appena nato, era ancora legato alla madre dal cordone ombelicale. La donna è una senza fissa dimora e si trova adesso ricoverata assieme al suo piccolo in ospedale. Stanno bene entrambi. Sono stati momenti di grande concitazione conclusi con un lieto fine, una sorta di miracolo di Natale. Ed è di qualche minuto fa la notizia che la mamma, originaria dell'Uruguay, si è allontanata dall'ospedale subito dopo il ricovero, lasciando il bambino che adesso è affidato ai sanitari. Il piccolo è in buone condizioni, pesa 2,5 kg ed è assistito nel reparto di neonatologia del Buccheri La Ferla. E vediamo la cronaca giudiziaria, perché ci sarà un secondo processo per il giovane che ha partecipato allo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo avvenuto nel luglio del 2023. La procura adesso lo accusa di revenge porn per aver diffuso le immagini della violenza di quella sera. Maglio Viola. Non solo stupro di gruppo, ma anche revenge porn. Dovrà subire un secondo processo Angelo Flores, il 23enne accusato di essere stato il cameraman dello stupro del Foro Italico di Palermo, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023. Il giudice per l'udienza preliminare Stefania Brambille ha accolto la richiesta della procura, fissando la prima udienza al 21 gennaio prossimo. Flores è accusato di revenge porn per aver filmato e diffuso immagini e video dello stupro della vittima 19enne. Secondo l'accusa, avrebbe documentato con il suo cellulare le fasi dello stupro e avrebbe poi condiviso il materiale con altri. Il reato contestato prevede una pena da 1 a 6 anni di reclusione sia per chi crea e diffonde il materiale, sia per chi lo riceve e lo condivide ulteriormente senza il consenso della vittima. Flores avrebbe inviato 2 video e alcune foto a 2 amici la sera successiva allo stupro. Il materiale sarebbe stato poi diffuso tramite Instagram e WhatsApp anche ad altri 2 coinvolti nella violenza, Gabriele Di Trapani ed Elio Arnao. Per lo stupro di gruppo, Flores, Di Trapani, Maronia e Arnao sono stati condannati in primo grado a 7 anni di carcere, mentre Cristian Barone è stato condannato a 6 anni e 4 mesi e Samuele Lagrassa a 4 anni. L'unico minorenne del gruppo, Riccardo Parrinello, è stato condannato invece in appello a 8 anni e 8 mesi. Muciria violenta, i residenti chiedono l'intervento dell'esercito per riportare il decoro nella zona centrale di Palermo. Resta intanto in silenzio il turista americano che ha accoltellato il 29enne bengalese proprio alla Vucciria. Marco Gullà. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Joseph Decker, il turista 23enne americano accusato di aver accoltellato il giovane bengalese alla Vucciria nella notte tra venerdì e sabato. Il GIP si è riservato sulla convalida e sull'adozione della misura cautelare, ancora mistero sul movente, forse una lite sfociata poi nell'aggressione. Al vaio degli inquirenti anche lo spaccio di droga H24 che c'è proprio nel quadrilatero del centro storico. Intanto alla Vucciria regna il silenzio tra i commercianti dopo l'ennesimo episodio di violenza andato in scena nelle ore notturne. I residenti invece chiedono l'intervento dell'esercito, soprattutto nei giorni del weekend, quando la Vucciria da mercato storico si trasforma in una discoteca a cielo aperto. Continuano i disagi e le lamentele da parte di molti residenti della Vucciria. È necessario che la politica intervenga in questo sito dove una volta il mercato storico, la Vucciria, ne faceva da padrone. È necessario che la prefettura intervenga attraverso un maggiore controllo in un luogo dove proprio dopo la mezzanotte inizia a scatenarsi la musica ad alto volume. Il comune, per riqualificare la Vucciria, pensa invece ad un'isola pedonale con arredi e spazi culturali. Basteranno ad arginare il caos del centro storico cittadino? A Catania adesso il Capodanno in diretta TV nazionale ha già fatto scattare le prenotazioni in hotel, B&B, ma anche case private che si affacciano su Piazza Duomo. Ed è ancora nessuna conferma sugli artisti del concerto, soltanto indiscrezioni. Eva Spampinato.
La notizia è ormai ufficiale, il Capodanno in diretta TV nazionale sul canale 5 si farà da Catania ed è già corsa per cercare un balcone con vista su Piazza Duomo. Gli hotel e i B&B della zona sono già tutti prenotati. Chi ha disponibilità delle ultime stanze ha già aperto una lista d'attesa e dopo la conferma dell'evento che porterà i più grandi nomi della musica italiana sotto l'elefante è boom di richieste. Abbiamo ricevuto molte chiamate a riguardo, molte chiedevano informazioni. Non solo turisti ma anche tanti catanesi interessati ad una postazione VIP sul concerto di Capodanno. Anche un stretto numero di amici per prenotare comunque una camera e poi godersi lo spettacolo dalla terrazza. E c'è anche chi pensa di affittare la propria abitazione privata. Ho avuto tantissime richieste sia di turisti, di insomma persone che vengono da fuori, sia di ovviamente amici e persone anche catanesi, entusiasti di questo avvenimento e mi chiedono di poter farne parte, almeno appunto guardando questa festa. Un evento come la diretta nazionale del concerto di Capodanno è sicuramente una bella notizia per tutta la città che potrà godere di un potente ritorno d'immagine, motivo per cui la Regione ha messo sul tavolo 2 milioni di euro per diffondere e promuovere il brand Sicilia con un pubblico potenziale di milioni di telespettatori. Ancora nessuna conferma sui nomi degli artisti del 31 dicembre, tra le indiscrezioni spuntano i nomi di Gigi D'Alessio e di una nutrita schiera di giovanissimi amici di Maria De Filippi, sempre in un collaudato mix di vecchie glorie e nuovi talenti. La conduzione di Federica Panicucci non dovrebbe essere messa in discussione. Campioni senza tempo, Maradona a Napoli, Schillaci a Palermo. Al CEP inaugurato un murale che ritrae l'eroe d'Italia 90. Tonino De Mana. Totò Schillaci in maglia azzurra che esulta, sullo sfondo i tetti della sua Palermo. I campioni non muoiono mai, le loro prodezze restano indelebili, impresse nel cuore e nella mente dei tifosi. E chi non ricorda Totò Schillaci, i suoi gol, la sua mimica facciale, gli occhi sgranati, immortalati e visti in ogni angolo del mondo. L'eroe d'Italia 90, stroncato a settembre da un male incurabile, rivive grazie ad un murales al CEP. L'opera, realizzata dall'artista Salvo Castellese, è stata inaugurata alla presenza dei familiari di Totò, tra cui il padre Domenico, i fratelli Giuseppe e Giovanni e la moglie Barbara Lombardo, emozionata ma sempre lucida nel veicolare messaggi positivi. Spero che comunque mio marito possa essere d'esempio per tutti questi ragazzi, di non lasciarsi trasportare dalle cattive amicizie e di seguire sempre i propri sogni. Ed è quello che diceva sempre mio marito: seguite i vostri sogni e non mollate. L'iniziativa rientra nel progetto Street Art Le strade da seguire della Fondazione Federico II. Maradona a Napoli, Totò Schillaci a Palermo. Nessuno mai dimenticherà gli intramontabili eroi di Italia 90. Salgono a 10 gli avvisi di garanzia per la morte del piccolo Vincenzo Lantieri, precipitato 6 mesi fa in un pozzo nelle campagne di Palazzola Creide nel Siracusano. C'è un buco di 13 minuti dall'attimo in cui il bimbo è caduto al momento in cui sono stati chiamati i soccorsi. E vi ricordo che torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 55005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30 con un'ampia pagina riservata ovviamente ai vostri messaggi. Ci fermiamo, una breve pausa, poi la storia di un operaio del petrolchimico di Priolo che dopo anni ha avuto riconosciuta la malattia professionale. Un operaio del petrolchimico di Priolo ottiene dopo anni il riconoscimento della malattia professionale. Malato di fibrosi polmonare causata, hanno accertato i giudici, dall'esposizione all'amianto nei luoghi in cui lavorava. Sentiamo Lorena Dolci. Esposto per 17 anni all'amianto nel petrolchimico di Siracusa in diverse aziende del gruppo Eni. Dopo 9 anni di battaglia giudiziaria, Orazio Lombardo, che di anni oggi ne ha 81 e soffre di fibrosi polmonare, si è visto riconoscere dal Tribunale di Catania la malattia professionale. Il giudice del lavoro ha condannato l'INAIL a pagare 15.000 euro di danno biologico, mentre l'INPS dovrà integrare la pensione di 300-400 euro mensili. Per i periti nominati dai giudici, l'ex operaio
è stato esposto alla fibra killer sia in modo diretto perché aveva in dotazione guanti in amianto, sia in modo indiretto per la contaminazione ambientale. È stato accertato infatti che nel petrolchimico di Siracusa l'amianto era utilizzato a partire dal 97 nelle apparecchiature, negli impianti, per la realizzazione di parti di ambienti o strutture sotto forma di coperture o tettoie in Eternit. Nel 2016, a seguito di difficoltà respiratorie, il signor Lombardo aveva avuto diagnosticata la malattia, ma la prima richiesta di riconoscimento era stata negata sia dall'INAIL che dall'INPS, decisione ribaltata oggi. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento della Lega che fissa la dotazione per la realizzazione del ponte sullo Stretto in circa 13 miliardi di euro, modificando il quadro finanziario. Francesco Triolo. In attesa delle decisioni del CIPES, il ponte sullo Stretto di Messina entra nella manovra finanziaria del Governo nazionale. Un emendamento in Commissione Bilancio infatti diminuisce i 9,3 miliardi previsti nella vecchia legge di bilancio per la quota a carico dello Stato, riducendoli a 6,9 miliardi. Nello stesso tempo vengono incrementate le risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, prevedendo un ulteriore stanziamento di 3,88 miliardi che si aggiungono ai 2,3 miliardi già previsti in manovra 2024 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione. Ci sono poi altri 500 milioni di euro per le opere connesse alla costruzione del collegamento. In totale quindi al ponte andranno poco più di 13 miliardi di euro contro gli 11,6 miliardi stanziati nella vecchia manovra di bilancio. L'opera insomma incassa 1,3 miliardi di euro in più grazie allo spostamento di risorse dal bilancio dello Stato al Fondo di Sviluppo e Coesione, cifre comunque che saranno tutte indicate nel dettaglio all'interno del piano economico finanziario che la società Stretto di Messina sta definendo per presentarlo nelle prossime ore al tavolo del CIPES. Facendo i conti, al momento la cifra stanziata è di 13 miliardi, circa 500 milioni in meno rispetto al costo previsto massimo, ma si punta anche ad un futuro contributo dell'Unione Europea. L'opposizione dice che non darà un euro, ma intanto ha già stanziato un contributo di 25 milioni di euro come quota di cofinanziamento per la progettazione della parte ferroviaria del ponte e poi si vedrà. Una breve pausa e poi il calcio con il Catania che si prepara alla sfida con il Sorrento, poi si penserà al calciomercato. Il Catania col Sorrento vuole tornare a fare i 3 punti al Massimino e cambiare il rendimento fra le mura amiche, negativo in questo avvio di stagione. Poi si penserà al mercato. Farroni intanto sarà titolare con i campani. Marco Carli. Tornare a respirare una buona aria al Massimino è l'obiettivo della partita col Sorrento. Troppi passi falsi in casa per il Catania, lo testimoniano i dati, uno su tutti, la media gol, 0,67 al Cibali, 2,2 a partita fuori casa. Concretizzare le occasioni create ed essere cinico sotto porta non è riuscito al Catania. Nelle ultime 5 al Massimino una sola vittoria con il Trapani, poi 2 pari con Messina e Cavese e 2 sconfitte con Latina e Potenza. Ecco i punti che mancano, quelli che potevano rendere diversa già adesso la classifica del Catania, nonostante i problemi estivi, nonostante gli infortuni. E ritornano in mente le parole del tecnico toscano prima dell'ultima partita: responsabilità, quella che deve accompagnare i giocatori in questa ultima gara del 2024 e il club per il futuro. Per tornare a vincere al Massimino il tecnico potrà contare su Inglese e Castellini, dovrebbero essere loro le novità dal primo minuto, con probabile spostamento di Anastasio sull'esterno sinistro di centrocampo, da valutare a destra il reimpiego di Raimo. In porta ci sarà Farroni, nuovo acquisto rossazzurro. Sul mercato arriverà probabilmente un altro portiere perché Adamonis è destinato ad altri lidi e per i tempi di recupero di Beters, non certo brevi. Di Gennaro dovrebbe invece essere a disposizione da fine gennaio, a parte i 5 esuberi dovrebbero andare via anche altri 4 o 5 della rosa attuale, Luperini per esempio o Montalto, e si insisterà per arrivare ad almeno 2 attaccanti. Queste le intenzioni, ma intanto il primo pensiero è chiudere l'anno solare con un successo, il resto verrà dopo. Dopo la vittoria di Caserta, il Trapani punta alla Coppa Italia. Granata in campo stasera ad Arezzo per l'andata dei quarti di finale. L'altra siciliana di Serie C, il Messina, pensa alla delicata trasferta di Potenza. Francesco Triolo.
Scende in campo questa sera alle 20:30 il Trapani per il match di Coppa Italia che vedrà i Granata impegnati ai quarti di finale in trasferta contro l'Arezzo. Partita secca con, in caso di parità, supplementari e calci di rigore. Il Trapani ci arriva dopo aver superato i turni con Cavese, Monopoli e Catania. L'Arezzo invece ha battuto Pesaro, Ascoli e Perugia. La vittoria di Caserta ha dato entusiasmo e fiducia alla squadra allenata da Eziolino Capuano, che chiuderà il 2024 in casa lunedì nel posticipo contro il Foggia. Il tecnico ha detto a chiare lettere che la Coppa è un obiettivo che può aprire spiragli importanti anche per chi solitamente gioca di meno. L'altra siciliana di Serie C, il Messina, invece cerca di concentrarsi in vista della gara di domenica a pranzo, inizio 12:30, a Potenza, trasferta delicata per la squadra di Modica che sta affrontando un periodo particolarmente difficile con 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. È il terzultimo posto in classifica. A questo va ad aggiungersi la situazione societaria complicata dal mancato passaggio di proprietà. È attesa una svolta sia dirigenziale che nella squadra, ma ancora non è chiaro chi dovrà attuarla. È tutto per questa edizione. Dopo di noi il Focus, oggi in studio il direttore Michele Cocuzza con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.